Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Niscemi, sono 13 gli indagati per disastro colposo e danneggiamento a 3 mesi dalla frana, tra loro gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana: Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani. Ancora non utilizzati i fondi stanziati per l'evento franoso del 1997. Protestano gli autotrasportatori siciliani, tir fermi nei porti, stop agli approvvigionamenti per la grande distribuzione, automobilisti preoccupati, ma nessun allarme per i rifornimenti benzina nelle stazioni di servizio. Il tema denuncia di una bambina a scuola allicata nell'Agrigentino, sto male quando papà picchia la mamma, attivato il codice rosso, l'uomo è stato allontanato e poi arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Catania, a Librino, tutto attorno alla scuola Rita Atria, cumuli di rifiuti abbandonati da incivili, una situazione di incuria che residenti e insegnanti denunciano da tempo. Sanità, torna a Catania la prevenzione cardiovascolare grazie al Track Tour Banca del Cuore. L'unità mobile sosterrà dal 20 aprile in Piazza Università per offrire visite gratuite. Calcio, cambio in casa Catania, esonerato Viali, torna Domenico Toscano. Bentrovati. Non solo fango e detriti, ma anni e anni di omissioni e interventi mai realizzati. A 3 mesi dalla frana di Niscemi, la procura di Gela iscrive 13 indagati eccellenti e avverte l'indagine è solo all'inizio. Gerry Italia. Non sono stati solo fango e detriti a travolgere Niscemi lo scorso 25 gennaio, ma anni di ritardi, silenzi e opere mai realizzate. A 3 mesi da quella frana che ha costretto oltre 1000 persone a lasciare le proprie case arriva la prima svolta nell'inchiesta. La procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati, tra loro anche gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, oggi ministro della protezione civile, e l'attuale governatore Renato Schifani. Le accuse a vario titolo sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Per i magistrati, chi aveva il compito di intervenire per mettere in sicurezza il territorio non lo avrebbe fatto, nonostante progetti e fondi già disponibili. Al centro dell'indagine opere di mitigazione mai realizzate, circa 12 milioni di euro stanziati già alla fine degli anni 90 e rimasti per anni inutilizzati. Un appalto affidato nei primi anni 2000 e poi risolto nel 2010 per inadempimento. Da allora, secondo gli inquirenti, nessun intervento concreto. Insieme ai vertici politici sono indagati i dirigenti della protezione civile regionale, tecnici e funzionari che nel tempo hanno avuto ruoli nella gestione del rischio idrogeologico. L'inchiesta ricostruisce una lunga catena di omissioni che parte dalla frana del 97 e arriva fino ai giorni nostri, passando per progetti mai completati, ritardi e decisioni mancate. Siamo nella prima fase. Questi 13 indagati riguardano le opere, la mancata realizzazione delle opere di mitigazione. E proprio da qui le indagini andranno avanti. Il lavoro della procura si articola in più filoni: non solo le opere mai realizzate, ma anche la gestione delle acque e le scelte urbanistiche in un'area classificata a massimo rischio. Questo è il primo slot. Poi negli altri 2 verosimilmente ci saranno altri indagati in futuro su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Per la procura l'obiettivo è chiaro: accertare se quella frana fosse davvero inevitabile o se invece sia stata l'epilogo di una lunga serie di responsabilità mai affrontate. E passiamo adesso a parlarvi della protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante e i costi legati alle emissioni. TIR fermi dentro i porti, stop anche agli approvvigionamenti alla grande distribuzione, ma e lo diciamo chiaramente, non c'è alcun allarme per i rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizio, anche se tanti automobilisti si sono messi in fila per fare il pieno. Se non interviene Salvini, dicono gli autotrasportatori, ci fermeremo ad oltranza. Eva Spampinato. Noi siamo fermi nei nostri passaggi, non scarichiamo le navi. Quando non c'entra niente. Lo sciopero degli autotrasportatori siciliani c'è, durerà fino al 18 aprile e forse proseguirà anche dopo, ma i beni di prima necessità come i farmaci e la benzina verranno garantiti. Non ci sono problemi ai traghetti, non c'è problema nelle strade. Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione dei supermercati, perché se rimaniamo fermi naturalmente siamo la maggior parte noi che forniamo i supermercati e sicuramente si
ritroveranno gli scaffali vuoti. A me nessuno mi può obbligare ad andare a lavorare in perdita. L'adesione secondo gli organizzatori è molto alta. Ogni grande flotta di questa ha 3.000 veicoli, quindi sono più di 150, superiamo in abbondanza le 30.000 unità. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto i costi. Trasportare merci in Sicilia è più caro rispetto al resto d'Italia. A pesare sono l'aumento del carburante e le nuove regole europee sulle emissioni che hanno fatto salire i prezzi dei traghetti con un aggravio stimato di circa 400 euro a viaggio. 2 anni che paghiamo noi questa quota dell'ETS all'armatore, un tesoretto di 500 milioni di euro, sono soldi dei siciliani e dei sardi che sono gli unici che utilizzano le navi. Quei soldi noi li vogliamo per abbattere il costo della polizza d'imbarco. Senza risposte dal governo nazionale, il fermo andrà avanti ad oltranza. Noi abbiamo bisogno di almeno 100 milioni di euro per poter far fronte al problema del caro biglietto navi, quindi apprezziamo la disponibilità del Presidente Galvagno, però non risolviamo il problema lo deve risolvere il Ministro Salvini. Anche gli armatori e pescatori siciliani aderiscono alla protesta nazionale, lasciando le imbarcazioni ferme nei porti. La protesta degli autotrasportatori ha un alto numero di adesioni anche a Palermo. Non ci fermeremo fino a quando, dicono, non avremo risposte. Marco Gullà. Al porto di Palermo ci sono i tir fermi, senza rimorchio. Oggi scioperiamo anche per chi invece sta lavorando, ci dice con polemica un autotrasportatore che richiede l'adesione di tutti i colleghi. La protesta, che andrà avanti fino a sabato, prevede il blocco delle operazioni di carico e scarico dei semirimorchi dalle navi, con un impatto diretto sul trasporto intermodale. Almeno fino a sabato a mezzanotte, dopodiché vedremo gli sviluppi della situazione. Le chiedo un esempio pratico: se prima il carburante per un mezzo, il pieno, costava 800 euro, adesso a quanto siamo arrivati? Ma con un pieno di 800 euro oggi siamo intorno a 1400 euro. Ma alla base della protesta c'è anche la gestione delle attività di trasporto, aggravati, secondo il comitato, da dinamiche internazionali e da una struttura dei costi sempre più insostenibile per le aziende del settore. I 25 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana non soddisfano i rappresentanti degli autotrasportatori. L'obiettivo è essere ricevuti al MIT. La protesta contro il caro carburanti non è ancora scattata ufficialmente, ma alle pompe di benzina è già allarme, c'è la psicosi, gli automobilisti temono di rimanere a secco e dunque si stanno verificando lunghe code proprio nei distributori di carburante. L'allarme è infondato perché appunto sia la distribuzione della benzina che la distribuzione dei farmaci sarà garantita. Sentiamo Desiree Ferlito. Non c'è questo allarmismo di cui si parla, in questo momento stanno arrivando. Sì, momentaneamente funziona tutto. Clacson e serbatoi pieni. In Sicilia la paura dello sciopero degli autotrasportatori corre veloce, ma è davvero emergenza? Per quanto riguarda noi il carburante c'è. Il blocco non riguarda le autocisterne che trasportano il carburante, ma alle pompe di benzina è già scattata la corsa al pieno. Da Catania a Palermo distributori presi d'assalto, auto in coda attese anche di mezz'ora e automobilisti che non vogliono rischiare di restare a secco. Intanto ci mettiamo un po' di benzina in più e poi va bene, vediamo. Speriamo che non ci sia. Un effetto domino alimentato dal timore che nei prossimi giorni la rete possa rallentare. E dicono che ci sarà questo sciopero dei trasporti, quindi cerchiamo di provvedere in tempo per evitare problemi. Ma al momento non risultano blocchi nella distribuzione del carburante. Intanto però dagli operatori del settore arriva un invito alla calma, al momento nessuna interruzione delle forniture. Da ieri che è proprio senza sosta. Non credo all'allarmismo che c'è in questo periodo, devo fare benzina perché devo fare per andare a lavorare. E mentre gli autotrasportatori rilanciano la protesta contro il caro benzina chiedendo misure urgenti, sulle strade siciliane si consuma già un piccolo paradosso. Il pieno si fa per paura e per, è il caso di dirlo, accodarsi. Meglio prevenire. Meglio prevenire che curare, no? La Procura di Patti ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio dopo il tentativo di una ragazza di 17 anni di togliersi la vita lanciandosi dal 6° piano del palazzo in cui viveva assieme a 3 compagne di squadra, e tutto questo al culmine di una lite scoppiata tra loro. La ragazza adesso è in gravi condizioni e nel registro degli indagati è stata iscritta una delle amiche che è maggiorenne.
È stato scovato in un appartamento di Librino a Catania un ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere catanese di Bicocca che si nascondeva dopo una condanna a 10 anni per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Il 70enne Giuliano Gerardo Cardamone, originario del Catanzarese, era nascosto in un appartamento occupato abusivamente all'8° piano. È un'insegnante di 59 anni è morta oggi in classe davanti agli alunni del liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna è stata colta da malore durante la lezione. I colleghi hanno cercato di rianimarla eseguendo il massaggio cardiaco, ma è stato tutto inutile. Anche l'intervento dei sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato il decesso e tutto questo davanti agli occhi stupidi dei suoi alunni. E adesso una storia che arriva da Licata, in provincia di Agrigento. Una bambina ha affidato a un tema scolastico il dolore di casa. Sto male quando mio padre picchia la mamma. Parole che hanno fatto scattare l'allarme e portato alla luce un caso di violenza domestica. Davide Sarto. Sto male quando mio padre picchia la mamma. È bastata questa frase, scritta da una bambina in un compito in classe, per far emergere un presunto caso di violenza domestica e far scattare la macchina della giustizia. L'allarme è partito dalla scuola ed è arrivato ai carabinieri e alla procura. Convocata dai militari, la madre, una trentenne di Licata, ha confermato le violenze. È stato immediatamente attivato il codice rosso. Per il marito, anche lui trentenne, è scattato prima l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, poi nei giorni scorsi l'arresto su ordinanza del giudice. Dopo un breve periodo in carcere si trova adesso ai domiciliari. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati alla presenza della figlia minore. Davanti alla GIP del Tribunale di Agrigento si è svolto l'incidente probatorio. Madre e figlia, ascoltate in modalità protetta, hanno confermato le accuse. L'indagato invece ha respinto ogni addebito. Dalle indagini emerge il racconto di un incubo domestico, minacce, insulti e aggressioni spesso consumate proprio davanti alla bambina, una realtà che la scuola ha contribuito a portare alla luce. E adesso a Catania, nel quartiere di Librino, non decolla la raccolta differenziata e in tema di responsabilità è ormai tutti contro tutti. Vi mostriamo la scalinata dove si accumulano i rifiuti. Tonino De Mana. Una scalinata quasi intransitabile per la presenza di rifiuti di ogni tipo. Il piazzale della scuola Rita Atria trasformato in una maxi discarica. Poco più avanti divani in disuso ed un surgelatore abbandonato. Siamo sul viale Moncada a Librino, dove la raccolta differenziata non sa da fare e per molteplici motivi. Da queste parti tutti accusano tutti e intanto la spazzatura si accumula. Non abbiamo dove mettere la spazzatura, non possiamo fare ma neanche la differenziata. Non ci sono i bidoni adatti, assolutamente no. Lei si riferisce ai carrellati? I carrellati, bravissimo, non ce ne sono. Ma avete fatto richiesta, perché non ci sono? Non lo so, il comune non li ha messi mai. Da questa signora residente sul viale Moncada ad un insegnante che intercettiamo davanti alla scuola. Basterebbe mettere dei fustoni idonei quando la gente comunque anziché buttare a volo qui la spazzatura la butterebbe nei cassonetti idonei. Di chi è la responsabilità? No, penso il comune. Risaliamo la scalinata e dall'alto lo scenario è ancor più deprimente visto che scopriamo persino una rampa per tirare l'immondizia, destinazione il retro della scuola. Dal lancio al deposito selvaggio del sacchetto, questo signore ci svela un'inedita situazione. Le mamme che scendono e buttano la spazzatura qua sotto, e lo dico forte, perché si lamentano che c'è la spazzatura e non possono camminare, ma prima a ghittarli sono iddi quella E che esempio danno le mamme davanti ai bambini a buttare la spazzatura così? Un brutto esempio, perché a parte questo ci sono le mamme che mandano i bambini a buttare la spazzatura, per non fare 10 metri in più la vanno a buttare qua sotto. Dai rifiuti all'acqua, la perdita che vedete risale al 2024, nessuno vede, nessuno provvede, qui tutto scorre. Adesso una breve pausa, parleremo di sanità, tra poco.
Eccoci, parliamo di salute. Torna a Catania la prevenzione cardiovascolare grazie al Track Tour Banca del Cuore, che con la sua unità mobile sosterrà in Piazza Università per offrire visite gratuite ai cittadini che ne vorranno che si vorranno accostare. Simona Mazzone. È ripartita la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Track Tour Banca del Cuore, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Dal 20 al 22 aprile il Jumbo Track farà tappa a Catania con sosta in Piazza Università per offrire ai cittadini screening cardiologici completi e gratuiti. La prevenzione cardiovascolare è importante perché si muore di più di cuore che più di qualunque altra patologia. A tutti i cittadini verrà consegnata una Bancomat personale, una card per accedere in ogni momento alla cartella clinica del proprio cuore. Più di 84.000 sono stati già i soggetti che hanno ricevuto la Bancomat, questa speciale card che noi eroghiamo gratuitamente dopo aver eseguito un elettrocardiogramma, uno screening metabolico mediante la puntura di un dito che permette di valutare tutto il profilo lipidico, quindi tutta la frazione del colesterolo, dei trigliceridi, della glicemia. Come prevenire le malattie cardiovascolari? Migliorando l'alimentazione, aumentando l'esercizio fisico, riducendo l'obesità e soprattutto con una dieta equilibrata, quella dei nostri nonni, la dieta mediterranea. Si può prenotare lo screening sul sito bancadelcuore.it o scaricando l'app Banca del Cuore per individuare giorno e fascia oraria tra quelle disponibili. Sarà possibile accedere anche senza prenotazione dalle 9 alle 19 in ordine di arrivo. A Catania, al Policlinico Rodorico San Marco, una donna che aveva subito un trapianto di rene ha affrontato con successo un parto gemellare. Orazio Longo. Finalmente ho coronato il mio sogno di avere altri 2 figli grazie ai medici del San Marco, il ginecologo Bandiera e tutta l'equipe anche del centro trapianti del Policlinico di Catania. La storia a lieto fine, l'evento eccezionale. Maria Immacolata è una donna di 31 anni trapiantata di rene. Già mamma di una bambina avuta prima del trapianto, aveva manifestato la voglia di crearsi una famiglia numerosa. Un rischio grosso, ma lei è stata più forte. Ha scelto il percorso di una nuova maternità nel rispetto dei tempi e delle indicazioni dei medici. La gravidanza, rivelatasi gemellare, ha comportato complessità cliniche. La gestione della paziente è stata presa in carico da un'equipe del Policlinico Rodorico San Marco di Catania che ha pianificato tutto nei minimi dettagli. Siamo riusciti soprattutto con l'attenzione dei ginecologi, dei colleghi che si sono occupati del trapianto, dei neonatologi che intendo ringraziare, a tenere in vita 2 vite umane e rendere felice una coppia. Il parto cesareo si è svolto senza complicazioni. Le 2 bimbe, Adele e Isabel, sono in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di intubazione. In letteratura avevo visto che c'erano soltanto pochissimi casi, solo 2 dal 2021 al 2014 descritti come case report, perché immaginate bene che se già una gravidanza è a rischio perché una donna è trapiantata, una gravidanza gemellare vi lascio immaginare. Italy cala il sipario sulla fiera a Verona con un grosso successo dei vini dell'Etna. Orazio Longo. La Sicilia in generale e l'Etna in particolare. Si conclude così la 58esima edizione del Vinitaly con un grande appeal prodotto dai vini sotto il vulcano. Molto apprezzato il rosato di Nerello Mascalese che per i suoi profumi floreali è ritenuto un ottimo vino gastronomico. La nostra regione è stata ospitata nel padiglione 2 della Fiera di Verona. Premio speciale Gran Vinitaly 2026 alle cantine Valle dell'Acate per il vino rosso Vittoria Doc Frappato 2024 e alle cantine Alcantara per l'Etna Doc Amuri di Fimna e Amuri di Matri 2024. Siamo sostanzialmente molto contenti. Per quanto riguarda il consorzio Doc-Etna, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere circa 100 metri quadri in più e complessivamente sono venute 46 aziende dell'Etna. L'afflusso è stato notevole. Visitatori provenienti da tutto il mondo, americani e statunitensi in testa per apprezzare il vino, ma nello stesso tempo per partecipare agli eventi collaterali. Uno di questi ha riguardato l'aspetto archeologico della Sicilia. E noi abbiamo messo insieme l'aspetto archeologico della Sicilia e l'aspetto archeologico dei vini. Abbiamo portato i vitigni reliquie che la facoltà di agraria ha dato a varie aziende dell'Etna e alcune di queste aziende, fra cui la nostra, hanno realizzato questi prodotti.
Questi prodotti li abbiamo fatti assaggiare e hanno avuto un successo enorme, non pensavamo che potessero piacere tanto. Particolarmente apprezzata da espositori e visitatori la parte organizzativa gestita dall'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia e tra i trend usciti fuori dal Vinitali uno studio di Coldiretti relativo ai vigneti biologici, con l'Italia che ne possiede un quarto del totale mondiale, 3 milioni di ettolitri di vino biologico prodotto ogni anno, pari a circa il 25% della produzione mondiale. Adesso una breve pausa e poi il calcio, ci sono importanti novità in casa Catania. A tra poco. Ed eccoci al calcio, adesso è ufficiale, è stato esonerato il tecnico del Catania Viali sulla panchina rossa-azzurra, torna Domenico Toscano. Sentiamo Angelo Gagliano. Il ribaltone è servito, Mimmo Toscano torna alla guida del Catania. Come anticipato da Telecolor durante la trasmissione Corner, il tecnico calabrese, esonerato dopo la vittoria esterna di Altamura, si risiede sulla panchina rossa-azzurra. Nel pomeriggio di oggi il club del presidente Pelligra ha sollevato dall'incarico William Viali, che in mattinata aveva regolarmente diretto l'allenamento. Davvero modesto il bottino dell'ex tecnico della Reggiana ai piedi dell'Etna, appena 4 punti in altrettante gare, frutto di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, l'ultima lunedì sera a Crotone per 2-0. Il ritorno di Toscano è maturato dopo una profonda riflessione della dirigenza etnea. Nel corso delle ultime ore ci sono state infatti diverse call con il presidente Pelligra, che dopo un colloquio a distanza con l'allenatore calabrese ha dato il via libera al suo rientro sulla panchina rosso-azzurra. Con Toscano rientra anche il vice Michele Napoli. Domani pomeriggio alle 15 il primo allenamento della sua nuova avventura alla guida del Catania. Spetterà a lui risollevare dunque la squadra rosso-azzurra, apparsa in caduta libera nelle ultime 4 settimane, blindare il secondo posto, centrare la promozione in Serie B attraverso i play-off, il mandato affidato a Toscano dalla dirigenza rossa-azzurra. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.